Ce lo prepariamo qualcosa per spuzzuliare? Dei mini panzerotti. Sono panzerotti questi qua. Questa volta li ho fatti mini, senza sensi di colpa, e uno tira l'altro. Andiamo a fare. Andiamo. Io ho cotto delle patate con la buccia e le schiacciamo così. Come quantità di patate sono così grandi, non le ho pesate, 3 patate così grandi, che poi sono un po' più piccole, un po' più grandi, non succede niente, non passa alla finanza. Dovevo prendere una ciotola un po' più grande, però sono quei particolari che non ci interessano a noi. Mettiamo sale, un po' d'olio di oliva, pepe, quanto basta. C'avevo un cucchiaio qua, formaggio grattugiato a piacere. Ci aggiungo dei cubetti di prosciutto cotto, ma ci potete aggiungere quello che preferite. Oggi è una giornata che c'ho un po' il nervo, senza motivo, Cioè, come si fa a stare da sola a casa e non mi trovo? E non riesco manco a stare ferma, cioè, non mi trovo e non... Cioè, oggi è proprio una giornata... Puff! Aggiungo un po' di mozzarella tritata, ma ci potete aggiungere qualsiasi tipo di mozzarella, formaggio, quello che preferite, ragazzi. Quello che avete in frigo, aprite il frigo e vi fissa e voi usate quello là. Va bene così. Aggiungo un uovo. E se mettevo pure una scodella più grande andavo meglio. Non ci ho provato proprio, l'ho girato direttamente qua dentro, che sarebbe successo l'apocalisse. 2 cucchiai di farina. Tutte le dosi e gli ingredienti ve li scrivo in descrizione. Con calma, io poi mi riguardo la ricetta con calma, io vi scrivo tutto in descrizione, per questo non li dico gli ingredienti, che già io so che faccio un pasticcio. E più forse di me, ragazzi, io così sono. E questo qua, mo ci diamo una bella mescolata così. Eccolo qua. Mi verrà un impasto così, non deve essere molle. Se vi risulta molle, perché poi ogni patata avrà la sua consistenza di acqua, aggiungete un cucchiaio di farina in più. Non succede niente, non passa la finanza. Ecco qua, a questo punto io lo lascio raffreddare un po', che comunque le patate erano ancora calde, quindi lo lasciamo raffreddare a temperatura ambiente. Se poi andate di fretta che vi serve prima, lo mettete un po' in frigo e lo lasciate raffreddare. Una volta che si è raffreddato mettiamo tutto in una sacca a poche, cioè non tutto. Poi tagliamo così. Io mi solio per friggere, andiamo a friggere. La grandezza fate voi. Ecco qua. Ecco qua, quando sono così, sono pronti. Eccoli pronti, un po' di sale, chi vuole anche un po' di pepe, provateli.